Siamo con Vigilio Pavan, presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Parliamo di quelli che sono gli effetti della spending review, dell'austerity sulle casse municipali. Tante volte abbiamo sentito singolarmente dei sindaci, il quadro complessivo però qual è? Vorrei iniziare con una battuta. Quali casse dei comuni? I comuni ormai sono a zero con le casse, non hanno più neanche le risorse per tappare le buche sulle strade. E paradosso nel paradosso, nascono buche, aumenta l'assicurazione perché non riescono a metterle a posto. La realtà, la realtà è che i comuni sono trovati praticamente azzerati, nello specifico il Veneto meno del resto d'Italia e nella specificità dello specifico i comuni del Trevigiano sono quelli che hanno meno risorse di tutti quanti i comuni, anche di quelli del Veneto. Faccio un esempio banale: intorno alle 800 euro pro capite per i comuni italiani, i comuni del Trevigiano sono intorno ai 550. E questo perché? Perché altri sprecano oppure perché comunque la mannaia colpisce tutti? Perché la doglianza che noi facciamo forte, è inutile che abbiano preteso di fare un distinguo tra i comuni virtuosi e non virtuosi. Come sempre i comuni del Trevigiano hanno fatto in modo di essere virtuosi, in realtà non sono stati premiati. Se avessero buttato i soldi, forse avrebbero avuto un miglior trattamento. Oggi, nonostante siano comuni virtuosi, si ritrovano a dover fare i conti con i soldi che non ci sono perché vengono incamerati direttamente. Faccio un esempio per tutti. L'IMU, imposta municipale, sottolineo municipale unica, in realtà i comuni non la incassano, viene incassata dallo Stato per quel che riguarda i capannoni. Seconde case nei nostri comuni non è che ci siano poi molte. Quindi i tagli non hanno riguardato tutti nella stessa misura, ci sono state delle discriminazioni molto forti. A nostro avviso sicuramente sì, tant'è che è nostra intenzione ragionare sulla eventuale impugnabilità davanti alla Corte Costituzionale della legge 190 di stabilità, perché non ha trattato tutti allo stesso modo e mette i comuni del Trevigiano in condizione forse di non riuscire neanche più a garantire i servizi socialmente utili. Un esempio per tutti: i comuni hanno dovuto tagliare ad esempio il trasporto scolastico per sono senza risorse. Questo cosa vuol dire? Che il tutto si ripercuote sulle tasche dei cittadini utenti.